A fare i conti con i prezzi dei carburanti e gas che si stanno rialzando per il blocco americano dello Stretto di Hormuz e la guerra con l'Iran, ci sono gli agricoltori che stanno subendo le ripercussioni della crisi in Medio Oriente. C'è stato un aumento più del 30% del lavoro in agricoltura, dell'aumento del carburante, che ci induce a fare tutte le solite interventi che ci facevano in agricoltura con un costo aggiuntivo da un punto di vista produttivo, per poi trovarci al momento della vendita dei nostri prodotti in un senso di incertezza che non si sa poi alla vendita se ci verrà riconosciuto oppure no. Ad oggi stiamo lavorando in perdita e stiamo lavorando con un grande punto di domanda. Speriamo che ci siano delle risposte. Rincari nella produzione che si vedono già anche per i consumatori alle prese con aumenti dei prezzi dei vari prodotti. I rappresentanti delle categorie del settore primario veneto al Vinitaly ripongono speranze nell'incontro con la Premier Giorgia Meloni. Abbiamo bisogno dell'unità di intenti di tutti. Oggi il mondo dell'agricoltura, come tanti altri settori, sta vivendo un grande clima di indecisione che si sta rovesciando su quelle che sono le nostre attività produttive. Auspichiamo che ci sia una svolta perché abbiamo bisogno di continuare a esportare e soprattutto di avere delle prospettive di tranquillità che però per il momento sono ancora molto lontane. Agricoltura sempre più meccanizzata che fa i conti con i costi del carburante, ma a rischio ci sono anche gli approvvigionamenti di fertilizzanti. La difficoltà di reperire concimi e quando si riescono a reperire, specialmente gli azotati, sono a costi molto elevati. Ricordiamo che gran parte degli azotati sono prodotti in località dove c'è una grossa disponibilità di gas metano, perché la base di partenza è il gas naturale, per cui provengono da Russia e Emirati Arabi, paesi del Golfo.